Ma cosa ci fa il mio pick-up col carrello e con una moto davanti? Mistero misterioso. Dottor Benza, buongiorno. Come andiamo? Senta qui, avrei trovato una motorettina interessante, la gemellina della mia Cherry, però si trova a Venezia. Quindi mi troverei a chiederle un favore. Ti va di andare in una piccola avventura a recuperare, a salvare sta motoretta da morte certa? Dai, fammi sapere che così con la scusa ci vediamo ogni tanto. Un abbraccione, ciao. Ebbene sì, è un Harley Davidson, ragazzi. È un Harley Davidson del 78, di cui il proprietario poi, una volta caricata, vi parlerà. Ed eccola qui, caricata, nell'attesa che il suo felice proprietario finisca il passaggio. Oggi facciamo gli uomini di fatica. Siamo un po' più carichi. Già spoilerato. A sé. Non vuoi un Porsche Cabrio? È un bel pet. Ho già due. Guida sbagliata. Guida che non dovrebbe. No, per lei è la guida giusta. Sì, certo. Tu lo sai perché? Che senso avrebbe la guida a destra? No, non ci ho mai neanche pensato in tutta la mia vita. Proprio per sicurezza. Perché? Cioè, il fatto di guidare sul lato sinistro della strada ti permetteva, quando incrociavi anche a cavallo altri cavalieri, ti permetteva di avere la mano destra, quella della spada, rivolta all'altra corsia. Ok. E quindi Certo. Ho capito. Pronto a sì, tagliare testa. a incrociare un'eventuale spada dall'altra parte era giusto che tu stessi a sinistra perché avevi il lato Ho capito. dell'arma. Allora la domanda è perché nella giostra invece si cavalca dall'altro lato? Sei sicuro di questa cosa? Potrei dire che il destino di un cavaliere non è una ricostruzione storica corretta. Io ricordo che We Will Rock You è stato inventato nel 1238. Quindi allora loro cavalcano quindi quel lato. Sì. Nel destino del cavaliere lui cavalca a Perché sono destra. mancini. No, ma impugna la lancia con la destra e ha la lancia alzata. anche lo scudo. Certo. Ma non è che ti porti la lancia quando vai dal panettiere. Adesso, Cioè, ho capito che puoi affilare le baguette e puoi portarne di più con la lancia, però non lo so, che quando vai al bar non è che... Chiedevo. Ma è stato tutto giusto. Vuoi raccontare cosa hai comprato? Io. Non l'hai comprato tu? No. Io non l'ho comprato. Io ho comprato un'altra cosa e non la dico. Spoiler non si può dire. Il problema è che quando vado da un negozio di moto poi finisce che compro una moto. E l'avevamo anche detto. E l'avevamo anche. Poi arriviamo alla vetrina, c'era lei, ti guardava. Esatto, Col ho suo fatto colore. l'Amida, esatto. E l'ho presa, va bene. Ecco. Così sono pronto per Eroica 2025. Potrei venire con la motoretta. Dovresti venire. Cazzo Piero, ma perché non vieni all'Eroica? Però devi fare il figo come Fabrizio e avere l'abbigliamento dell'epoca, se no va bene. Scusa se io sono eterosessuale, queste cose non le faccio. Ok? Devo dire che no, l'abbigliamento da supereroe Power Ranger degli anni 70 è notevole. Cioè, No, al massimo quest'anno- vengo con una tutina di Evil Knievel. Questa sarebbe già... se la trovi e ce l'hai... No, sai che l'altro giorno fatalità ho visto mio amico ne aveva una marcissima e ho detto quasi quasi. Dovresti prenderlo. Tra l'altro tu pensa
che in realtà se non fosse che sono grasso, Sei tu e io invece sono. Io sono diversamente allora, magro. Oh, no, aspetta, andiamo qua. diciamo così, Strano, non ho qua. il fisico degli stuntman degli anni 70. Fabrizio sì. Abbastanza. Quando trattiene la faccetta. Quando Che siamo stati ormai ha raggiunto una certa, anche lui tende a protrudere, ma normalmente. certo, no. io sono più giovane, Sì. lui ha un anno in più di me. Sono vecchio di Comunque nel 2007 Sì. siamo stati in una warehouse di costumi di Hollywood e avevano le tutine. quel posto in cui non mi hai portato quando sono andati negli Stati Uniti. Esatto, merda. Mi hai portato in altri posti. Sticcheretto. Quello. E c'era una puntata dei Chips Sì, in cui c'erano Certo. questi due Daredevils Certo. con la tutina alla Evil Knievel e questo c'aveva tutti i Certo. e io mi sono provato la giacca, ho infilato un braccio fino qui, Hai detto, ho fatto era rosso. Parlando era rosso. Succede. Spero non ci fosse il T-Rex. Il T-Rex, no, il T-Rex. T-Rex, c'è un T-Rex. E Ecco, quindi l'hai provato? io l'avrei comprata proprio senza così, è bellissima. No. Si aspetta che la provo. C'è il No. T-Rex. Ecco. Ah. Non ti andava. E quindi no, però posso provare ad attrezzarmi. Quella. Cazzo, fai un gruppo, facciamo un gruppo, allora non so se Massimo No. viene anche lui di nuovo con la Harley, con la micro Harley, cazzo, 350. al 350 non lo so. Beh, la micro Harley anche lui, e allora cazzo, quella, KTM, io con questa fai un quartetto fighissimo. Sono ancora troppo recente, fai conto intorno al 15 di maggio del 2025. Hai solo un anno di tempo per prepararti. No, Come io. faccio io? Però se facciamo così facciamo il team e ci dobbiamo chiamare i Canaglia Canaglioni. Per quale motivo canagliosi? Perché devi sapere che quel capolavoro di South Park Ok. ha purtroppo anche quello subito degli stupri di Oh, quanto Madonna. riguarda l'adattamento dei dialoghi. Ok. E c'è una puntata in cui per Halloween Ok. Chef si veste da Evil Knievel. Ok. Ah, sono vestito da Canaglia Canaglione. No, cioè veramente hanno tradotto Evil perché hanno detto Certo. Evil vorrà dire malvagio anche se è Certo. scritto diverso. certo. Evil Knievel era Canaglia Canaglione. Poi ha creato dei miti questa cosa. Immagino come. Tipo Scarnachiappolo. Sì. Però ecco. Ho comprato una motoretta. Un'altra motoretta. Niente, così per caso quando dici non devo più comprare moto, anzi devo comprare un'altra. Cioè, probabilmente se proprio avessi dovuto comprare una moto sarebbe stata tutt'altra cosa. E poi invece è capitata questa occasione. Occasione. È proprio un'occasione di una motoretta che è una AMF Harley Davidson SS 175 e voi direte che cazzo è? Di che anno? Del 1978, quindi è una motoretta vintage, Quindi ha un anno più giovane di me. un anno più vecchia di me. Ecco. E niente, praticamente è una motoretta a due tempi, monocilindrico, 250, prodotta in Italia in quello che sarà poi il futuro stabilimento Cagiva per Harley Davidson, marchiata a tutti gli effetti Harley, esportata poi negli Stati Uniti e venduta per far concorrenza alle piccole giapponesi. Che stavano impazzando in America. In quel Esatto. E quindi un po' come poi successe anni dopo con Chrysler e Fiat, importavano moto di grossa cilindrata prodotte in America e in Italia e noi esportavamo piccole cilindrate in America. Quindi questa società ha comprato il marchio Harley all'epoca. Allora il tutto in realtà nasce, facciamo un Movimento culturale. momento culturale e facciamo un passo indietro. Inizialmente ci fu una partnership italo-americana per cui Aermacchi, fabbrica all'epoca di aeroplani in società con Harley Davidson,
iniziarono a produrre appunto queste piccole moto, per lo più quattro tempi. Quindi già anni 70 in realtà. Nel 69, se ricordo bene. E... Piena esplosione dopo la guerra, piano Marshall. Esatto, ovviamente la riconversione soldi. appunto della fabbrica italiana, perché e ecco, quindi ci fu questa partnership. Nonostante questa bellissima idea, l'Harley comunque in quegli anni non se la stava passando alla grande, per cui subentrò una società chiamata AMF, American Machine and Foundry, ed era praticamente questo colosso industriale che oggi forse vi ricorderete di lei per film come Piste da Bowling 4 e Birilli tutti matti 2. Ok. No, in realtà oggi se andate a giocare a bowling è molto probabile che troviate questa simpatica sigla AMF con un triangolino rosso sulle piste. Questa era una delle varie attività di questo gruppo AMF, era quello proprio della realizzazione di piste da bowling. E quindi l'AMF decide di comprare Harley, la società, in modo da prevenire il fallimento. Periodo un po' controverso della storia Harley, perché visto di cattivo occhio da molti, poi nella realtà dei fatti e soprattutto visto a posteriori, fondamentalmente ha salvato Harley Davidson, perché avrebbe chiuso e sarebbe fallita rovinosamente. E invece ovviamente ha dovuto fare dei tagli, qualche volta taglia la qualità, e questi sono i motivi per cui viene vista sempre con un occhio un po' scettico. Fino all'81, in cui Willie G. Davidson, erede della famiglia dei fondatori Davidson, trovò un gruppo di investitori per ricomprare l'azienda dalla AMF e quindi tornare ad essere semplicemente Harley Davidson. Con grande campagna pubblicitaria, The Eagle Soars Alone, finalmente l'aquila vola di nuovo da sola. Però insomma l'AMF ha comunque lasciato una grossa impronta, proprio tutti gli anni 70 sono stati dominati da questa novità, e tra l'altro devo dire che l'AMF ha fatto le grafiche più belle nei serbatoi della storia delle grafiche veramente Ma in America iconiche. erano venute come AMF Harley Davidson o solo come Harley Davidson? AMF Harley Davidson, sì. Questa era una roba proprio tutto il marchio, cioè tutta la società era stata comprata da AMF. Ok. Per quello le oggi moto prodotte fino all'81 erano AMF. Ok. Poi ci furono dei, tra l'altro in realtà ha anche investito, perché negli immediati anni successivi sono nati una serie di progetti innovativi in casa Harley, ma che erano stati fondamentalmente iniziati negli anni della AMF. C'è molta confusione, perché in Italia molti pensano che AMF si intenda Aermacchi, invece appunto AMF era già la fine di Aermacchi, che cessò di esistere come marchio, come partnership. Cosa successe poi? Che appunto, diciamo, finita questa avventura, non ci fu più interesse per produrre in Italia, e AMF Harley Davidson vendette la sua fabbrica di Varese, se ricordo bene, ad una certa Cagiva. Per cui tra l'altro all'inizio, quindi mi sembra a fine del 78-79, uscirono per breve tempo queste moto marchiate HD-Cagiva. Che quelle sono una chicca, cioè una chicca, Che sono ultra rare, immagino. ma sono tutte ultra rare ormai, perché sono rimaste poche in generale, però insomma quella è proprio una chicca. Figo. E quindi per un paio d'anni ci fu questo marchio, e poi passò interamente ad essere Cagiva, SST, alette varie, eccetera eccetera. Erano fondamentalmente la stessa identica motocicletta che abbiamo qui dietro, però marchiata Cagiva, qualche differenze. Tu ne hai una, giusto? Io ho un piccolo 125 esattamente. Alcune di queste novità, i cerchi in lega, il freno disco, i marchi sui steli, i supporti del fanale sono diversi, ma fondamentalmente insomma telaio, ciclistica, motore sono assolutamente identici. Questa qui invece è ancora l'SS, c'erano due modelli di questa serie, uno stradale appunto S e l'altro era Cross, quindi SX.
Quindi facevano una versione quasi identica, se no per un manubrio un po' più largo con il traversino Chiaro. e ruote ovviamente tassellate e scarico alto. Figo. Molto molto carina. E hai detto che questo si chiama 175, ma in realtà è un 2,5? No, c'erano 3 cilindrate. Ok. C'è inizialmente il 125, il 175 e il 250 è praticamente una versione maggiorata del 175. Per il resto sono fisicamente identici come motori. Esisteva anche questo sì che è veramente raro ed è il 350. Ok. Molto molto raro, ma a quanto dicono non era nato proprio benissimo. Quindi è un motore che se modificato in maniera adeguata diventa un ottimo motore, prestante eccetera, ma a quanto pare così come è uscito dalla fabbrica insomma non era sto granché, anzi. Che rimetterai a posto, hai deciso? Vedo che è immatricolato come SX 175, però vabbè si facevano dei casini all'epoca notevoli, quindi vabbè al massimo ne faccio cross così vengo Con la tutina dai da canaglia canagliola. vabbè. Va bene. Ecco, Figo cazzo. Sai che dovremmo fare un podcast? sai che Dovrebbe fare un podcast. chiameremo Canaglia. non Joe Rogan ma quasi. Esatto. No, Joe Rogan con le moto. Una cosa così. Moto, anzi c'è il Joe Team, aspetta. No. No, bisogna... Se Joe Rogan avesse la moto. Esatto. A few moments later. Vabbè. Questo effetto zombie holocaust. Mio Dio, moriremo tutti! Questo effetto zombie holocaust io vi lascio, ragazzi. Sono le 22:25. Sono ripartito da quel di Verona dopo aver scaricato la moto di Piero, aver bevuto un paio di cocktail a base di Monster e via. Torniamo verso Padova, c'ho tipo un'oretta abbondante di strada, poi dovrò sganciare il carrello, metterlo via. E quindi, amici miei, spero come sempre che questo video, come gli altri, vi sia piaciuto e direi che ci vediamo in un prossimo video. Ciao!